Derisa, strattonata, tirata per i capelli e buttata per terra per la sua identità sessuale. È stata un'aggressione di gruppo violenta, quella nei confronti di una 19enne trans originaria della provincia di Treviso. La giovane era andata alla discoteca Area City di Mestre per la serata evento di Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, gli insulti sarebbero iniziati già all'interno della discoteca. È stato nell'area fumatori. Il primo incontro ravvicinato con una decina di ragazzi che l'hanno prima strattonata, poi tirata per i capelli e fatta cadere a terra. Lì il furto della sua sigaretta elettronica. Ma con il passare delle ore la tensione sarebbe aumentata, tanto che al momento dell'uscita dal locale, nel parcheggio privo di telecamere, un gruppo più numeroso, circa una trentina di ragazzi, secondo la giovane, avrebbe accerchiato e aggredito lei e le sue amiche con spintoni, calci e insulti. Le vittime sono riuscite a documentare parte dell'accaduto con il proprio cellulare. Sul posto la polizia, ma gli aggressori al momento si erano già allontanati.